Questa trasmissione è offerta da Officine FVG. Buonasera e bentrovati a questa puntata di Economy FVG. Sono piccole ma hanno tanta voglia di crescere, di andare lontano. Sono le start-up della nostra regione che stanno facendo passi da gigante. Sicuramente la pandemia non le ha fermate, anzi ha influito in maniera positiva su questo mondo, su queste imprese che sono giovani, smart molto spesso, ma non solo, e che vogliono scalare i mercati. In tante ci stanno riuscendo. Di questo parleremo questa sera assieme ai nostri ospiti. Ve li presento subito, a partire da Cristina Mattiussi, che è delegata di Novap per Confindustria Udine. Buonasera. Buonasera. E insomma ci sono le start-up, le abbiamo portate anche qui in studio con noi, alcuni esempi che vi faremo vedere questa sera, a partire da Manuele Ceschia, CEO di MyNet. Buonasera. E buonasera anche a Federico Mansutti, presidente di Simularte. Buonasera. Abbiamo poi anche due collegamenti. Il primo è con Filippo Bianco, amministratore delegato di Friuli Innovazione. Buonasera. Buonasera a tutti. E un'altra startup che vi presentiamo è quella di Rebecca Fuzzinato, fondatrice di Simbiotica. Buonasera Fuzzinato. Buonasera. Allora, insomma, questo è il parterre, andremo anche alla scoperta di queste start-up, faremo anche dei discorsi un po' più ampi, un po' più istituzionali, che ci stanno sempre. Prima però vediamo in questo servizio qual è lo stato attuale delle start-up nella nostra regione. Piccole, innovative e con tanta voglia di crescere sono le start-up friulane che non risentono della crisi pandemica, anzi hanno saputo dribblare le difficoltà, in particolare grazie all'uso della tecnologia per aggredire nuovi spazi di mercato. A sottolinearlo sono anche le analisi dell'ufficio studi di Confindustria Udine che certificano come nel corso del 2020 il numero delle start-up innovative in Friuli Venezia Giulia è cresciuto dell'8,7%, passando dalle 231 del 2019 alle 251 nel 2020. Nel nord-est l'aumento è stato del 5,9%, in Italia del 10%. La svolta espansiva che ha portato all'introduzione della nozione di PMI innovativa si basa su una logica sequenziale per cui start-up innovative e PMI innovative rappresentano due stadi evolutivi di un processo di policy con cui si è inteso non solo agevolare la fase di partenza, ma anche accelerare il rafforzamento e la crescita dimensionale delle imprese caratterizzate da una forte componente tecnologica. Lo status di PMI innovativa si distingue tuttavia per alcune differenze nei requisiti d'accesso. Le più significative sono riconducibili all'obbligo di certificazione del bilancio per le PMI innovative e all'ammontare del valore della produzione annuo che non può superare per le start-up i 5 milioni, mentre per le PMI innovative il tetto è fissato a 50 milioni, ossia il valore massimo previsto dalla definizione europea di piccola e media impresa. Anche quest'ultime in Friuli Venezia Giulia hanno evidenziato un considerevole incremento percentuale nel 2020 con un più 20,7%, passando da 29 a 35. A conferma dell'elevata capacità di resilienza e di adattamento, nel 2021 il numero di imprese innovative in Friuli Venezia Giulia è ulteriormente cresciuto, posizionandosi alla fine del terzo trimestre a 256 start-up innovative. Il Friuli Venezia Giulia è la seconda regione in Italia con la più elevata incidenza di start-up innovative in rapporto al totale delle società di capitali con meno di 5 anni e 5 milioni di fatturato annuo. Circa il 5,2% è una start-up innovativa. È preceduta solo da Trentino Alto Adige, 5,9%, segue la Lombardia, 5,1%. Con riferimento alle province, Pordenone occupa il terzo posto, 5,65%, Udine l'ottavo, 5,44%. Confindustria Udine, prima territoriale in Italia, ha aperto le porte all'iscrizione delle start-up nel 2019. Da allora sono 54 i soggetti iscritti all'Associazione degli Industriali di Udine. Il primo passo è stato quello di modificare lo statuto associativo per permettere a queste aziende del territorio di iscriversi a titolo gratuito per un periodo di 2 anni che ora si sta valutando di portare a 4. Allora, questi sono i numeri, Mattiussi, e insomma abbiamo visto anche l'impegno di Confindustria Udine che ha creduto subito nella possibilità che insomma, le start-up possono dare grandi soddisfazioni. Ecco, su questo? Beh, su questo c'è parecchio da dire perché l'attività è iniziata nel 2018-19 con l'impostazione, poi la modifica dello statuto per l'iscrizione gratuita delle start-up all'associazione che acquisiscono tutti i diritti delle società normali, iscritte normalmente,
E a questo speravamo di dare seguito con una serie di iniziative un pochino bloccate dal Covid, che ora riprenderanno. L'attività iniziata con la passata presidenza continua e va ad espandersi con la nuova presidenza, per cui abbiamo l'avvallo per fare il meglio possibile al fine di creare un networking efficace per le aziende, sia per le grandi che per le start-up, perché si parla di innovazione trasversale. E nell'ottica di migliorare ancora il nostro posizionamento ci siamo iscritti come ente abilitatore a InnovUp, che è un'associazione nazionale che unisce Italia Startup, che seguiva le startup a livello nazionale, più ASTI, che è l'Associazione dei Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani, che quindi raccoglieva tutti i parchi scientifici, incubatori certificati, acceleratori, al fine di creare un ambiente innovativo e di portare avanti delle azioni di lobby in gruppo, quindi non più ciascuno per conto proprio, ma unendo le forze e cercando di ottenere dei risultati più grandi. È iniziativa recente, insomma, e quindi insomma, ci sarà modo anche per riuscire a svilupparla, immagino. È un'iniziativa recentissima, l'unione fra Italia Startup e ASTI è dell'anno scorso, c'è stato il rinnovo del Consiglio e noi siamo stati indicati come rappresentanti per il Nord-Est e questa è una grande opportunità per il territorio che comunque da sempre è segnalato come un territorio a media innovazione rispetto chiaramente ai parametri europei, ma fra i migliori dell'Italia. I dati lo confermano, per cui c'è tanto da lavorare. Eh sì, e immagino che ci sia tanto da lavorare anche a Friuli Innovazione, lo chiedo all'amministratore delegato Filippo Bianco, perché insomma il supporto che voi date è significativo e credo poi abbiate anche un riscontro più che più positivo, insomma, per quelli che sono i risultati delle start-up. Sì, assolutamente. Flu Innovazione è incubatore certificato di impresa da quando è nata la legge nazionale a supporto delle start-up innovative, che è tra l'altro una legge che per garantire la certificazione l'incubatore certificato deve dimostrare annualmente la sua attività a favore delle start-up sul territorio, sia quelle diciamo supportate con un primo incontro, un primo contatto, sia quelle poi seguite durante l'anno e anche poi incubate fisicamente, ma anche nel giro di network dell'incubatore. E su questo Friuli Innovazione ha sempre garantito quelli che erano i valori, ma non perché bisognava necessariamente certificarli, ma perché è uno veramente delle linee strategiche di Friuli Innovazione come centro di trasferimento tecnologico e incubatore certificato di impresa. Quindi Friuli Innovazione annualmente incontra decine e decine di start-up con le quali poi con un numero ovviamente minore, ma un numero comunque sempre consistente, mette in piedi dei percorsi molto tarati rispetto alle esigenze dell'impresa, della startup, che può essere una startup magari addirittura ancora da costituire, oppure una startup che è nei suoi primi anni di vita, offrendo tutti quei servizi che sono necessari e quell'aiuto che è necessario per fare nel modo corretto i primi passi, che sono quelli veramente determinanti per vedere se un'iniziativa può prendere avvio o meno. L'innovazione non è un incubatore di impresa verticale con contenuti tecnici su alcuni settori, ma di fatto quello che è un po' il punto di forza è la competenza, diciamo, metodologica. Cioè Friuli Innovazione mette a disposizione competenze e strumenti e metodologie per permettere a chi vuole fare un'impresa, avviare un'impresa, una startup innovativa in questo caso, di valutare diciamo, tutti gli aspetti critici per avviarla nel modo giusto. Un nostro risultato è anche capire il prima possibile se un'azienda non si sta avviando nel modo giusto e quindi poter rapidamente tornare ai razionali, alla base, per modificare quelli che abbiamo individuato essere delle criticità. Ecco, qual è il primo passo che insomma, chi voglia pensare di mettere in piedi una startup innovativa in questo caso, debba fare nel contattarvi?
Allora, diciamo che noi ovviamente siamo aperti a offrire servizi e aiuto a tutti quelli che vogliono avviare un'iniziativa imprenditoriale, una startup innovativa. Diciamo che il primo passo è quello di fare allora, intanto è molto difficile che una startup possa essere una one man band, quindi è fondamentale che ci sia sempre un team, almeno 2, 3 persone che hanno delle competenze complementari. Quindi il primo passo è quello di avere un team di persone che credono loro 3, loro 2, loro 3, loro 4 per prime fortemente all'iniziativa, ma che ci credono in modo oggettivo, costruttivo e critico, che quindi sanno quali sono i punti di forza, ma sanno anche individuare quelli che sono i punti di debolezza. È chiaro che è importante fin dall'inizio avere abbastanza chiaro poi il ruolo di Fluid Innovazione è dare le competenze e gli strumenti per chiarificare ancora di più questo e metterlo nei giusti binari, capire che cosa si vuole fare, per quale mercato, quale bisogno si vuole soddisfare, quali sono i passi per arrivare ad avere una proposta che può soddisfare quei bisogni, capire quali sono i passi per costruire tutto quello che è un'impresa, perché un'impresa non è solo il prodotto che risponde a un bisogno, ma è anche una strategia, una costruzione di partnership, l'individuazione dei fabbisogni finanziari, il capire come reperire quel capitale e il come mettere a terra tutte le idee. Di buone idee ce ne sono tantissime, ma quello che fa veramente la differenza è l'implementazione. L'innovazione dà competenze e strumenti per aiutare questa implementazione. Bene, intanto L'idea quindi non verrà mai da noi. idee chiare soprattutto, e poi insomma si trova anche chi ci sa accompagnare o chi sa accompagnare insomma questi nuovi giovani imprenditori. Ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria e ritorniamo tra poco con Economy FVG. Restate con noi. Di nuovo insieme con Economy FVG, nella prima parte di questa trasmissione stiamo insomma facendo un po' il focus sulle start-up, in particolare quelle innovative. Abbiamo sentito insomma quali sono i primi passi da fare, quali sono anche gli strumenti che il territorio attraverso Fluid Innovazione Confindustria Udine mette a disposizione. Adesso entriamo un po' nel dettaglio, cominciamo a conoscere anche attraverso i nostri ospiti le loro start-up. Allora Emanuele Ceschia, CEO di MyNet, chiedo di raccontarci come è nata la vostra attività imprenditoriale, di che cosa si occupa e poi eventualmente anche quali sono gli sviluppi futuri che voi immaginate. Diciamo che la nostra startup, o meglio il prodotto che viene commercializzato e diffuso dalla nostra startup, che si chiama App MyNet, è un prodotto che è nato sull'esigenza di un nostro cliente. Noi siamo anche titolari di un'agenzia di marketing e all'interno di questa è nata questa esigenza. Abbiamo realizzato quindi una prima app per un'azienda del nostro territorio interessata a comunicare, a valorizzare i rapporti con le persone che vivono la loro azienda, perché volevano coinvolgerli, contattarli comodamente, aggiornarli, motivarli, e abbiamo pensato a una soluzione che era mobile, quindi un'app, perché era un'azienda che aveva un forte peso in produzione, dove si utilizzano poco i computer, dove le persone sono quasi sempre in movimento, dinamiche, proprio per il tipo di ruolo che vanno a svolgere. E da lì a poco una seconda azienda, per un passaparola positivo che siamo un po' andati a cercare, perché avevamo notato un possibile esigenza diffusa di quella che era la nostra soluzione, abbiamo incontrato un'altra azienda, poi un'altra, al che io e il mio socio Federico ci siamo guardati e abbiamo detto forse potrebbe essere un'azienda che cammina da sola. Da lì c'è stato un cambio di paradigma, nel senso che prima fornivamo delle app alle aziende su misura e poi abbiamo creato un nostro sistema di offerta, di prodotto proprio tecnologico, suddiviso in moduli, che ogni azienda poteva andare selezionando il modulo che gli interessava di più o i moduli che gli interessavano di più, andava a realizzare la propria app aziendale. Cioè siamo partiti con le funzionalità che interessavano ai nostri primi clienti, per quindi erogare
una app simile a quella che già avevano, e da lì poi abbiamo implementato nuove funzionalità, abbiamo conosciuto meglio il mondo delle risorse umane, il mondo degli altri software con i quali ci siamo interconnessi per agevolare il flusso di informazioni e di dati legate alle persone che vivono in queste aziende, e siamo riusciti a trovare, secondo me, una quadra interessante in termini di modello di business. Il mercato ci ha dato ragione fino ad oggi, e nell'inizio dell'anno scorso, nell'inizio del 2020, la nostra capacità di investimento, perché la tecnologia costa molto, era arrivata al limite, e quindi abbiamo pensato di cercare degli investitori, e prima di cercare degli investitori di fatto abbiamo fatto diventare un'azienda normale, come è nata MyNet, sì, in una startup, perché c'erano delle agevolazioni per chi veniva a investire. Da lì abbiamo preparato un primo round, quello che in gergo tecnico si chiama Family and Friends, e abbiamo coinvolto delle persone che sapevamo potessero essere interessate a supportarci con un appoggio economico, ma abbiamo fatto una grossa selezione nel cercare delle figure o delle aziende che potessero anche aiutarci dal punto di vista della diffusione del progetto, no? Quindi competenze nell'ambito in cui andavamo a lavorare, oppure relazioni e contatti con aziende che potevano essere i nostri clienti. Questo è stato il driver di questo nostro primo round, e fondamentalmente adesso si balla, adesso si corre tanto. Come fatturato, qual è stata, diciamo, la scalata che avete fatto? 60.000 euro, 160, 280. Quindi insomma, diciamo, c'è un progressivo aumento. In quanti siete? E in questo momento ti direi intorno alle 10 persone. Quindi anche qui c'è stato un aumento, immagino, di capacità anche di creare posti di lavoro. Sono numeri piccoli, ma insomma in proporzione sono importanti. Sì, diciamo che abbiamo costruito un team basandoci su dell'inserimento di figure con altre competenze, perché poi dopo nello stile startup andremo ad inserire delle figure più junior sotto a queste figure invece più senior. Siamo riusciti, a mio avviso, a trovare delle bellissime risorse nel nostro territorio. Alcune sono rientrate perché avevano delle esperienze all'estero, e altre invece le abbiamo trovate qui, come se ne trovano molte. Abbiamo sentito parlare di agevolazioni, Mattiusi. Qual è il vantaggio di creare una startup rispetto a creare una nuova azienda normale? Beh, allora, le agevolazioni vengono da quelli che sono i finanziamenti regionali, quindi a seconda anche del tipo di startup, del tipo di prodotto, si può accedere a diversi bandi e sovvenzioni, oltre ad una formazione snella di tutta quella che è la creazione della startup, a differenza di un'impresa normale. I modelli di business poi vengono validati dal mercato, e in tal senso, come faceva osservare, molto spesso le startup partono con una struttura snella. Si supportano a delle strutture veloci, con magari all'inizio meno dipendenti, e per poi crescere piano piano. Penso di aver dato una figura abbastanza standard, diciamo che un modello di sviluppo che è comune. Quello che abbiamo potuto notare noi: c'è sul territorio un grande sviluppo delle start-up sull'ICT, segno anche di una formazione e una propensione ad una certa tecnologia, a un certo tipo di prodotto. Credo che si rubino un po' le persone anche sul territorio, perché le competenze sono molto importanti e sono fondamentali proprio per la riuscita delle start-up. Della startup o nuova impresa, come è anche bello definirla. Sì, assolutamente, assolutamente. Adesso allora io sentirei anche l'esperienza di Federico Mansutti, presidente di Simularte, in un settore
un po' particolare, ma particolare perché è stato molto colpito in questi anni di pandemia. Voi siete partiti nel 2018 nel settore spettacolo, praticamente in musica. Ecco, Simularte come è nata e poi anche che difficoltà Giocoforza ha trovato. Grazie, sì, noi siamo nati a fine 2018. Simularte è una società cooperativa, siamo nati in 3 soci, c'ero io, c'era Stefano Amerio ed Ermanno Basso. Tutti e 3 avevamo un background nel mondo della discografia e avevamo deciso di fare questa società per andare più verso una nuova forma di spettacolo, soprattutto spettacolo dal vivo, quindi mettere su un palcoscenico, diciamo, tutta l'esperienza accumulata nella discografia. Siamo nati così, chiaramente le nostre idee si sono sviluppate in diversi ambiti poi di quella che è la musica e è arrivato il Covid, come ben sappiamo, sì. Però noi già prima della pandemia avevamo iniziato ad investire e a sviluppare un asset che è totalmente digitale, che torna un po', diciamo, a quello che è il nostro background, ovvero abbiamo analizzato la discografia tradizionale e abbiamo pensato di ribaltarla completamente. E questo processo, che è stato un progetto di incubazione di 2 anni, che ha visto il coordinamento di Area Science Park e di Friuli Innovazione, ci ha portato a creare una piattaforma per la distribuzione digitale dei contenuti musicali, ovvero fino a pochissimo tempo fa gli artisti, per poter andare sul mercato, quindi essere ascoltati su tutte le piattaforme che noi utilizziamo comunemente, sui nostri smartphone e ovunque, dovevano essere insieme a una casa discografica, essere sotto contratto discografico. Proprio perché questi store digitali non permettono l'acquisizione dei contenuti direttamente dagli artisti. E noi abbiamo pensato una soluzione per invertire questa rotta. Abbiamo immaginato un artista nel mondo del presente che sia imprenditore di se stesso e che sia in grado di diventare lui stesso una sua casa discografica, e quindi noi ci mettiamo, diciamo, in mezzo tra questo artista 2.0 che è capace di prodursi i contenuti e di promuoverli, e noi gli diamo l'accesso a tutto quello che è il mercato. Quindi noi facciamo questa cosiddetta distribuzione digitale che nella pratica consente agli artisti di caricare sulla nostra piattaforma le loro tracce audio, tutti i materiali e le informazioni, e entro 72 ore essere online in tutto il mondo su oltre 200 piattaforme per download e streaming. Questo asset, appunto, dopo 2 anni di incubazione è stato presentato alla Milano Music Week a fine novembre, e ad oggi abbiamo già distribuito, quindi pubblicato, circa 1500 tracce, 1500 brani, e siamo orgogliosi di poter già distribuire chiaramente i proventi derivanti dagli ascolti di questi artisti, che si chiamano artisti indipendenti, proprio perché non sono legati a case discografiche tradizionali, che però sono sul mercato, vengono tra virgolette giudicati dagli ascoltatori, e ovviamente più la musica viene ascoltata, più ricavi genera, che noi, ripeto, orgogliosamente, soprattutto in questi tempi difficili. C'è qualche artista che ha avuto un riscontro particolarmente interessante, insomma, che fa parte, che è nato sfruttando questa opportunità? Beh, diciamo che noi stiamo andando avanti a ritmi di più di 1 milione di streaming ogni mese, pertanto diciamo che tra tutti gli artisti che gestiamo c'è chi effettivamente sta diventando virale. Quindi è un mondo questo che sicuramente ha grandissime potenzialità, e, come dire, voi avete dato la chiave di accesso ad un mondo che se no, insomma, non ci si potrebbe essere arrivati. Per quanto riguarda invece la musica dal vivo, naturalmente speriamo che il mondo si rimetta, insomma, in una posizione orizzontale rispetto a quella, insomma, la direzione che ha preso. Ecco, in questo settore qual è il vantaggio della vostra startup, qual è l'obiettivo che avete? Noi abbiamo da subito immaginato il settore dello spettacolo dal vivo come un palcoscenico dove fare collaborare tantissime entità, e quindi investiamo molto nel fare rete con altri organizzatori qui sul territorio, con altri promoter, con altre maestranze dello spettacolo. Riteniamo che la nostra regione sia veramente un posto meraviglioso per portare avanti i progetti culturali, di conseguenza crediamo veramente che l'unione
faccia la forza in questo settore, e questo ci ha permesso comunque di portare avanti le nostre attività culturali di spettacolo dal vivo anche durante la pandemia, approfittando, diciamo, delle finestre estive dove effettivamente, nonostante le restrizioni, si potesse andare comunque sul palco. Certo, abbiamo visto insomma dalle immagini le cose fatte in tempo pre-Covid, insomma speriamo di ritornare a vedere tante immagini di gente senza la mascherina vicina, insomma che si possa tornare anche da quel punto di vista lì a una situazione più normale. Ci fermiamo per la pubblicità, poi ritorniamo a parlare con i nostri ospiti e vi facciamo conoscere un'altra startup molto particolare a tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG, le start-up al centro di questa trasmissione, ma anche tutto il mondo dell'innovazione. Allora, abbiamo fatto una chiacchierata con Dino Ferragotto, che è vicepresidente di Confindustria Udine, ha la delega all'innovazione, ma è anche da poco presidente di Friuli Innovazione. Allora a lui abbiamo chiesto un po' di fare il punto su quello che è fare innovazione oggi in Friuli Venezia Giulia. Sentiamo. Dino Ferragotto, presidente di Friuli Innovazione e vicepresidente di Confindustria con la delega proprio all'innovazione. Parliamo di start-up, parliamo di piccole e medie imprese innovative che in Friuli Venezia Giulia insomma stanno andando piuttosto bene. Che cosa significa intanto fare innovazione nella nostra regione in questo momento? Nella nostra regione fare innovazione è un po' come in tutto il resto dell'Europa, dobbiamo seguire tutta l'evoluzione di quelle che sono sia le nuove tecnologie sia tutto quello che riguarda la cultura delle aziende per applicare queste nuove tecnologie. Parliamo di digitalizzazione, parliamo di industria 4.0, parliamo di tecnologie abilitanti. Noi abbiamo bisogno sia di sperimentare tutte queste innovazioni e abbiamo la necessità di rendere le aziende in grado di poterle utilizzare. Tutto questo lo state facendo con il progetto Startup di Confindustria Udine. Come è nato e come lo state portando avanti? Allora, il progetto è nato 4 anni fa e ci siamo resi conto che dovevamo dare un impulso alla contaminazione tra le grandi aziende e le start-up, e ci siamo accorti che quelli che sono gli istituzionali che seguono le start-up, tipo i parchi, gli incubatori, mancavano di qualcosa e abbiamo deciso di farlo in Confindustria. Le associamo gratuitamente per il primo periodo, era 2 anni, adesso stiamo vedendo di portarli a 4 anni. Però lo scopo principale è quello di mettere in contatto le start-up all'interno di un circuito di networking con gli altri associati, ossia start-up che si contaminano con le imprese già funzionanti. Dopodiché abbiamo messo a punto anche un sistema di mentoring, ossia degli imprenditori che hanno già delle imprese avviate che possono, nel caso la startup lo desideri, consigliarli su come fare l'attività imprenditoriale. Ossia, vogliamo dare alle startup quello che non c'è scritto sui libri, l'esperienza, che è una cosa che è difficile trasmettere se non per contatto diretto con chi l'ha già vissuta. Vale anche il contrario, perché anche la grande azienda può imparare qualcosa dalla startup alle volte, no? Ma sicuramente la grande azienda spesso e volentieri è molto lenta nell'applicare alcune tecnologie, vuoi perché ha delle procedure interne farraginose, vuoi perché il processo decisionale è più lungo. Tante volte quando si tratta, siccome le tecnologie stanno correndo molto velocemente, la grande azienda magari può usufruire di un qualcosa che sia esterno, che realizza alcuni progetti in maniera molto più rapida e veloce. Quindi questa si chiama contaminazione. Oltretutto noi lavoriamo per creare quello che chiamiamo Business Innovation Day, che sono dei contatti diretti, li teniamo adesso, purtroppo c'è stato il Covid, abbiamo dovuto un po' sospendere, ma contiamo quest'anno di riprendere, delle giornate in cui ci sono degli incontri one-to-one tra le imprese e le start-up, quindi c'è la possibilità di avere un contatto diretto. Noi creiamo l'agenda e sentendo le richieste dei vari, sia start-up sia delle varie imprese, in maniera che ci sia un contatto immediato.
Queste dunque le parole di Dino Ferragotto, Ceschi. È importante però questo mettersi, guardare, che le grandi guardino le piccole, che le piccole guardino le grandi o le neonate, insomma c'è da imparare, sia le start-up hanno qualcosa da insegnare alle grandi aziende naturalmente possono anche insegnare, questo è evidente, qualcosa a voi start-up. Ma sicuramente sì, nel senso che c'è da imparare sempre da tutti. Per quella che è la mia esperienza dipende sempre da caso a caso. Noi abbiamo vinto molti premi, abbiamo avuto anche molti supporti di mentoring ad esempio, che però sinceramente ho trovato sempre molto inefficaci, nel senso che erano delle persone che magari arrivavano dal bancario e facevano il mentoring a una startup tecnologica nel mondo delle risorse umane. Bisognerebbe lavorare con dei mentoring molto più specifici e bisognerebbe anche lavorare sulla capacità che le aziende grandi hanno di assecondare il cambiamento. Uno dei limiti più grandi che noi stiamo incontrando in questo momento non è tanto la volontà di utilizzare il nostro strumento, ma la capacità di cambiare i processi all'interno delle grandi aziende, delle aziende strutturate. Quindi ci sarebbe un reciproco interscambio sul quale lavorare, secondo me. Allora, abbiamo visto l'esempio qui in studio di due start-up insomma, che hanno già qualche anno di esperienza alle spalle, e ci sono poi le start-up che sono proprio neonate perché insomma, da qualche parte si deve pur cominciare. Allora vi raccontiamo la start-up Simbiotica. In collegamento abbiamo Rebecca Fusinato, italo-brasiliana, che ha dato vita a questa start-up in campo agricolo, insomma a sostegno delle aziende agricole per quanto riguarda la soluzione di microbiche sostenibili. Allora Fusinato, le chiedo insomma di raccontarci un po' Simbiotica, come è nata questa idea, qual è il suo bagaglio di esperienza e quali sono i primi passi che ha compiuto, perché è veramente freschissima. Sì, Simbiotica è molto giovane come azienda, è nata dentro un contesto accademico-industriale, diciamo io lavoravo come ricercatrice in ICGB a Trieste e lì mi occupavo proprio di questi progetti industriali, no? I progetti sviluppati per le industrie. E lì, insieme al mio team all'epoca, abbiamo visto che c'era tanta richiesta per prodotti innovativi, per prodotti sostenibili per l'agricoltura. Quindi il progetto è stato idealizzato in questo contesto e l'anno scorso, sì, molto giovane, l'anno scorso abbiamo partecipato a una di queste iniziative per start-up, no? Si chiamava Bio in Italy, e lì abbiamo avuto l'opportunità di conoscere un'altra azienda della regione, la Transactive, che ha attuato un po' come business angel di Simbiotica. Transactive opera nell'ambito della molecular farming, quindi fanno molecole terapeutiche a base di piante, e Simbiotica lavora con i microrganismi che migliorano la crescita delle piante, quindi lì c'è stato un interesse reciproco. E questo ha permesso a Simbiotica di nascere, e quindi a settembre dell'anno scorso abbiamo costituito l'azienda. Di cosa ci occupiamo? Di fare tutta la parte di identificazione, sviluppo, test, formulazioni di batteri simbiotici, per questo il nome Simbiotica, batteri che hanno un'azione biostimolante, biofertilizzante, quindi hanno un potenziale enorme per essere utilizzati in ambito agricolo, e facciamo questo come servizio per le aziende agrochimiche o agrobiotecnologiche che vogliono lanciare un nuovo prodotto, vogliono creare una linea di prodotti sostenibili o vogliono attuare in questo settore di prodotti innovativi per l'agricoltura. Quindi ci occupiamo della parte di sviluppo e prototipazione di questi biostimolanti, potenziali biostimolanti. Come sta andando in questi primi mesi? Bene, direi molto bene, perché subito dopo la Costituzione abbiamo avuto già 2 richieste, quindi ci sono 2 progetti per conto terzi in corso,
e appunto dentro Friuli Innovazioni c'è tanto networking, quindi riusciamo a metterci in contatto con tante altre realtà che complementano la nostra attività oppure che possono essere realtà di progetti congiunti in determinate iniziative, quindi sì, siamo contenti. Quindi il supporto che avete trovato comunque anche dal territorio è stato importante, ecco, sì, nell'avviarvi. Sì, molto, molto, soprattutto questa rete di conoscenze che si fa ci ha aiutato a dare molto passi avanti e a conoscere anche competenze complementari e questo è stato molto positivo. Ecco, qual è insomma, la speranza? Dove volete arrivare? Vogliamo arrivare, adesso abbiamo diciamo, l'azienda appena sistemata, no? Adesso la nostra speranza è che abbiamo in futuro molti più progetti e possibilità anche di aumentare la produzione, aumentare il networking diventando ogni volta più internazionale e poter mettere nel mercato dei prodotti sostenibili e efficienti. Ecco, alla base naturalmente come in tutte le aziende, in tutte le start-up del mondo ci sono le competenze, ecco, anche nel suo caso insomma lei ha un percorso alle spalle sicuramente molto importante nel settore. Sì, io sono biologa e ho fatto tutta la mia specializzazione, quindi dottorato, postdottorato in microbiologia agricola e sempre lavorando in questo ambito di isolare, testare, migliorare, potenzializzare l'effetto che i microrganismi naturalmente trovati nel suolo, nella pianta, hanno. E ho avuto anche opportunità di lavorare nel settore privato, quindi accademico e privato, e questo mi ha dato un background importante per creare le metodologie e per applicare questa competenza adesso in modo adesso nelle start-up. Sì, come si vive anche da imprenditori, quindi in primo piano, perché le sue esperienze precedenti insomma la vedevano come dipendente, diciamo, essere imprenditori, insomma, com'è? È molto soddisfacente, allo stesso tempo ci sono molte più sfide da affrontare, ma è qualcosa che ti fa crescere tanto e quindi è molto positivo. Ecco, ed è anche bello insomma, vedere l'entusiasmo che c'è attorno a queste start-up. Ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, poi ritorniamo a parlare con i nostri ospiti. A tra poco. Ultima parte di Economai FVG. Insomma, abbiamo parlato nel corso della trasmissione delle start-up, insomma, dell'entusiasmo che c'è nel dar loro vita, insomma, e anche nell'importanza del confronto, soprattutto nel confronto tra gli studenti e le aziende. Allora vi raccontiamo questo progetto che è in corso proprio oggi, ieri e oggi in Confindustria Udine, in collaborazione con l'Università di Udine, il laboratorio di strategie d'impresa, un progetto che va avanti ormai da qualche anno e che appunto mette a confronto i ragazzi che stanno ultimando gli studi all'università con alcune aziende del territorio che insomma possono dare loro dei consigli, ma diciamo che i consigli alle volte sono anche reciproci. Allora vediamo il tutto in questo servizio. Non conosce la crisi del settimo anno il laboratorio di strategie e politiche per l'azienda, consolidata iniziativa promossa da Confindustria Udine e Università di Udine. Sono infatti 7 anni che il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Ateneo Friulano, grazie al laboratorio, riesce a creare un ponte fra gli studenti, prossimi a concludere il loro ciclo di studi, e le imprese del territorio. Come nelle precedenti edizioni, anche quest'anno sono state 6 le realtà che hanno partecipato al progetto, imprese che rappresentano uno spaccato significativo della struttura produttiva della regione: Udine Mercati, Friuli Innovazione, Chiurlo, Gruppo Illiria, Pelfa Group e Lima Corporate. È certamente un'opportunità per le aziende perché si mettono in discussione, se ne hanno voglia, lo spirito dovrebbe essere quello di sentire anche un altro punto di vista, soprattutto di un punto di vista giovane e in qualche modo alternativo. Quindi certamente aiuta tanto loro quanto le aziende. Il 26
23 e il 24 febbraio le 2 sessioni di presentazione da parte degli studenti dei progetti realizzati nel corso del primo semestre con diverse imprese friulane. Il progetto ha visto coinvolti nell'organizzazione per Confindustria Udine Franco Campagna e per l'Università di Udine Paolo Ermano, titolare dell'insegnamento e docente di economia internazionale. Gli studenti sono molto contenti, nonostante sia un corso abbastanza faticoso in termini di impegno, anche perché non essendoci appunto un libro di testo è infinita la possibilità di studio, e ovviamente sono anche molto contenti perché hanno rapporto non solo con i docenti, che insomma ovviamente siamo sempre disponibili, anche con le aziende con cui devono costruire una relazione, e imparano molto anche in questo aspetto. Filippo Bianco, anche Friuli Innovazione, ha partecipato, anche proprio oggi era la giornata dedicata a voi, insomma un progetto particolarmente importante che aiuta sia le aziende che gli studenti. Io penso che questo progetto sia un progetto lungimirante, quindi Università di Udine e Confindustria Udine abbiano avuto, e questo è il 7° anno che lo portano avanti, un'idea estremamente di valore, perché l'università ha il compito di trasmettere la conoscenza, gli strumenti, le metodologie, ma questo legarsi con la realtà che poi gli studenti andranno a trovare una volta laureati, quindi il mondo delle imprese fondamentalmente, a meno che uno non prenda altre strade, ma chi esce da una facoltà di economia è molto probabile che entrerà a contatto col mondo delle imprese. Questo progetto congiunto Università di Udine e Confindustria di Udine secondo me arricchisce moltissimo il percorso degli studenti, e lo dico che ci abbiamo partecipato in prima persona come Friuli Innovazione, arricchisce anche il mondo delle imprese, perché i giovani magari che sono ancora all'università non hanno esperienza lavorativa, ma sono nel momento in cui il loro cervello funziona meglio, quindi sottoporre a loro dei problemi nel momento in cui stanno acquisendo le basi teoriche, gli strumenti per poterli risolvere, è un gioco veramente vincente, sia per i ragazzi sia per le imprese, quindi veramente per me è un'iniziativa più che lodevole. Sì, Mattiussi, lei peraltro ha partecipato anche in altra veste qualche anno fa a questa iniziativa, lo diceva anche il Presidente Ferragotto prima, qui si imparano cose che non ci sono scritte sui libri. No, ma la bellezza di questo progetto è data dal fatto che sottoporre a degli studenti che hanno delle conoscenze la risoluzione di un problema li porta a sviluppare una prima competenza. Quindi è un'esperienza che si va ad unire alle loro conoscenze scolastiche. E un altro punto a favore di questo progetto è che la soluzione ai problemi è proprio svincolata dall'ambiente lavorativo, per cui può essere molto fantasiosa e può essere disruptive. Per cui è una bellissima esperienza, e l'investimento che c'è dietro da parte dell'Università di Udine e di Confindustria Udine è un investimento importante, ed è bellissimo che si ripeta nel tempo. È molto importante che i progetti vengano ripetuti. Sì, Mansutti, non so la sua esperienza quale sia, ma sicuramente formazione e poi scontrarsi con i problemi di tutti i giorni che ti dà la vita da imprenditore, sicuramente insomma, se hai fatto esperienza prima, sicuramente più utile poi. Assolutamente sì, e comunque credo che l'imprenditore più o meno esperto abbia comunque una propensione e un dovere nei confronti di una formazione continua, sicuramente trasversale, quindi ogni occasione è sicuramente di grandissima importanza, e credo che ogni aspirante imprenditore debba poter approfittare di ogni possibile strumento che viene dato a disposizione. Sì, assolutamente. Cesca, immagino, insomma, parzialmente l'aveva detto anche prima, ma insomma questo confronto è fondamentale, soprattutto anche voi quando cercate i nuovi collaboratori, i nuovi dipendenti, ecco, immagino andiate a cercare persone che si sono fatte questo bagaglio di esperienza, cioè fa la differenza. Sì, assolutamente sì. E abbiamo un paese, abbiamo una zona, più che un paese, siamo in una zona dove la collaborazione sta alla base di tanti progetti, siamo molto fortunati ad avere un'università come la nostra che fa questi progetti, ma anche molti altri. La ricerca delle persone è sicuramente un tema complicato per le start-up, ma come per qualsiasi altra azienda, soprattutto in alcuni ambiti, in alcuni ruoli, e sempre di più le aziende devono incominciare a fare un piano di comunicazione più che per trovare i clienti, per trovare i talenti, e sempre di più questi talenti cercano un determinato tipo di impiego con degli approcci, vogliono lavorare in un'azienda che abbia determinati valori che loro condividono, e più si alza il livello più questo tipo di
esigenza da parte del candidato è evidente e chiaro. Sì, Matteo, si fa fatica a trovare insomma, persone qualificate, anche se insomma, le nostre università ne sfornano, gli ITS, però insomma, è un problema con il quale dobbiamo combattere sempre, no? Non ce ne sono mai di abbastanza. Ecco, in questo aziende, start-up o nuove aziende affrontano lo stesso problema. E la ricerca di personale, anche non qualificato, nel senso da formare proprio come prima esperienza, è complessa. Sì, anche per lei immagino sia la stessa cosa, anche se voi non so quanti siete in team. Noi ad oggi siamo in 14, rappresentiamo più o meno tutte le maestranze per lo spettacolo dal vivo e tutti i servizi che ci sono dietro, quindi artisti, tecnici, videomaker, marketing, tutto quello che può servire. Sicuramente noi viviamo l'aspetto della formazione ogni giorno, perché solamente oggi si sta più o meno razionalizzando un concetto di formazione per questo mondo culturale, dello spettacolo, delle imprese culturali e creative, quindi la formazione la dobbiamo fare, ripeto, ogni giorno con tutti quelli che hanno a che fare con noi. Grazie, siamo quasi in chiusura. Chiederei a Filippo Bianco di fare dare un consiglio a chi insomma, in questo momento sta pensando di dar vita a una start-up. Allora, i consigli potrebbero essere tanti, ma insomma, la prima cosa che mi viene da dire per l'esperienza che ho fatto nei miei anni di lavoro in questo ambito è quella di condividerla con chi può crederci assieme a te, perché da soli si va poco distante e quindi è fondamentale fin da subito affiancarsi di 1, 2, 3 persone, magari con competenze diverse dalle proprie e con uno sguardo critico, anche litigando, chiaramente sempre nel rispetto delle persone, delle opinioni, ma di fare in modo che qualcun altro creda alla tua idea, perché se ci credi solo tu, poi fare impresa vuol dire comunque fare un qualcosa che è per gli altri, che va diretta agli altri, quindi il primo passo secondo me è trovare 1, 2, 3 persone che assieme a te credono a quell'idea, che aiutano a costruirla e la portano avanti, poi si costruisce tutto il resto. Grazie a Emanuele Ceschia, grazie a Cristina Mattiusi, grazie a Federico Mansuti e grazie anche a Filippo Bianco in collegamento con noi da Friuli Innovazione. Grazie ancora, finisce qui questa puntata di Economy FVG, l'appuntamento è come sempre per giovedì prossimo. Grazie e buona serata. Questa trasmissione è stata offerta da Officine FVG.